Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andremo ad esaminare forse la più bella partita mai giocata da Garry Kasparov e pensa che questa partita la sto giocando a 14 anni. Immaginati quanto doveva essere un genio. Kasparov gioca col nero, col bianco abbiamo il gran maestro Mega Ramov che era, oltre che un grande maestro, anche il suo coach e questa era una partita di allenamento in vista di un importante torneo. Cavallo F3, cavallo F6, D4, E6, C4. Adesso se si gioca alfiere B4, c'è la classica e famosissima Nilzo indiana, D5, la spinta giocata da Kasparov, cavallo C3, alfiere 7, difesa classica, alfiere G5, arrocco corto e adesso che il bianco ha tolto l'alfiere dalle proprie case scure può giocare tranquillamente 3 per l'altro alfiere. H6 minacciando l'alfiere, creando anche in futuro una via di fuga per il proprio re, alfiere in H4 e adesso il problema, come al solito in questo tipo di struttura, è cercare di capire come rendere attivo questo alfiere camposcuro che non sta giocando finché la struttura pedonale è questa. Dunque B6 con l'idea di mettere in fianchetto l'alfiere e di aiutare a proteggere questa casa C5 a seguito di un'ipotetica spinta su C5, anche se al 99% questi tipi di spinte non funzionano. Donna B3. Donna B3 ha l'idea di aumentare la pressione sul centro, soprattutto sul pedone D5 e anche a inchiodare, dato che il nero vuole posizionare l'alfiere qui, dopo veramente un'eventuale spinta c'è l'inchiodatura su questo pedone che non potrà catturare altrimenti si perde l'alfiere. Ma comunque adesso le vediamo queste cose. Alfiere B7, oh! Allora adesso il nero minaccia, il nero controlla la casa D5 con 3 pezzi, alfiere, cavallo e donna, il bianco con 3 pezzi, pedone, cavallo e donna, perciò il bianco dice togliamogli un pezzo che difende quella casa, così gli vado a sconquassare la struttura pedonale e in effetti è quello che succede. Ora ci si ritrova così, con questo alfiere che è praticamente bloccato poiché il pedone D5 probabilmente rimarrà lì a lungo, ma la posizione del nero non è male, ha spinte di risorsa come C5, poi svilupperà il cavallo, non sta male per niente. Torre in D1 e ora C5. Questi due pedoni sono molto forti, uno è centrale e l'altro è semicentrale, D per C5 e adesso cavallo D7. Perché non si poteva catturare questo pedone col pedone? Perché ancora una volta, come ti dicevo, tac, c'era questa. Dunque torniamo indietro su D per C5, Kasparov giocò cavallo in D7 lasciando in presa questo pedone e però ci sono delle considerazioni da fare. Qui il bianco non cattura questo pedone, ma giocò C6. Che cosa poteva capitare? Per esempio, se catturava questo pedone, per esempio così, cosa poteva capitare? Capitava cavallo per C5, ora si minaccia la donna e si è liberata anche la donna all'attacco su questo cavallo. La donna da qui doveva cercare di difendere questo cavallo. Supponiamo che il bianco sposti la donna da qualsiasi parte, non so, supponiamo che la sposti qui, mossa pessima, più probabile che la sposti qui, semplicemente si va in vantaggio di un pezzo, ok? E questa risorsa non funziona perché c'è questa e si minaccia la donna. È vero che tu minacci la mia. Ok, dunque come mossa intermedia, anziché donna C2, ci dovrebbe essere cavallo F6, donna F6, con questa posizione. Tuttavia al bianco non piace giocare questa spinta e non gioca neanche la cattura. A seguito della cattura avremo ancora il solito cavallo in C5, donna in C2 e qui A per B6.
il nero sta bene, nonostante questa struttura di pedone, però si è aperta la colonna A, dunque c'è un po' di compenso. Per evitare tutto questo, il bianco gioca C6, che è, secondo il motore scacchistico, la mossa più forte. Perché? Perché costringe, se il nero non vuole beccarsi il doppio, a catturare con l'alfiere e grazie a questa perdita di tempo il bianco ha la possibilità di posizionare questo forte cavallo al centro dove attualmente minaccia l'alfiere. Alfiere per D4, torre per D4, cavallo C5 minacciando la donna che va in D1 a supportare sempre gli attacchi su questo che ormai è diventato un pedone isolato. Ricordiamoci sempre che i pedoni isolati possono essere sia delle forze sia delle debolezze, dipende da come viene giocata la partita. Cavallo in E6 minacciando la torre che per ora non può attaccare su D5, torre in D2, ma la minaccia su D5 si fa sempre concreta e reale. Guardate un po' che mossa trova Kasparov, bam, D4, forzando il bianco a catturare. Con cosa? Non può catturare con la torre, altrimenti catturiamo di cavallo, cattura di pedone. Se qui no, chiaramente non può non catturare perché seguirebbe comunque un donna F6 da parte del nero e con attacchi veramente pericolosi. Supponiamo appunto che, tra l'altro se ora c'è anche il cavallo sotto, supponiamo che il bianco non faccia nulla, mette il cavallo in A5, semplicemente ci sono le uscite di donna in F3, in H4 dove è molto minacciosa, si minaccia poi di mettere le torri centrali sulla colonna E e sulla colonna D e sono veramente cavoli amari. Quindi su D4 la mossa che viene giocata, che è anche la più istintiva, è questa qui. Mi regali un pedone, me lo prendo, in teoria sì, in pratica abbiamo aperto la colonna E. Adesso ci piazziamo una bella torre e paradossalmente questo re non può scappare da nessuna parte, poiché attorno a sé c'ha tutti i pezzi, quindi l'unica casa di fuga per questo re è la casa E2, ma siamo sempre all'interno della stessa colonna. Dunque F3 per crearsi questa via di fuga, perché le altre difese non andavano bene, per esempio cavallo in E2 non poteva andare bene, il re si para dalle possibilità, a parte che si vede subito che non funziona perché il bianco è totalmente paralizzato, non può sviluppare l'alfiere, poiché dopo il G3 perde la torre grazie al nostro alfiere, è veramente paralizzato. Qui ci sarebbe cavallo in F4, puntando sul cavallo che chiaramente è inchiodato, puntando su G2 con l'alfiere. L'unica difesa buona, ovviamente non è la spinta, altrimenti si perde la torre, è con torre in G1. Adesso donna H4 con minaccia su H2 e ti prendo la torre. Questa mossa non funziona, bensì è un doppio, ma c'è questa. E tu non puoi catturarmi la donna perché questo cavallo è sempre inchiodato dalla mia torre. Dunque la situazione è veramente tragica. Su donna H4 qui il bianco avrebbe dovuto giocare H3 e la partita continuava. Dunque F3 la mossa che gioca il bianco per crearsi una via di fuga per il proprio re. Attenzione, adesso vediamo se vedi la mossa straordinaria che trova Kasparov. Ti do 10 secondi per pensarci. E la mossa è alfiere per F3. Wow! Riesci a vederla? Qui il bianco risponde con G per F3. Perché cattura di pedone e non la spontanea cattura di donna? E semplicemente c'è lo scacco di scoperta. Cavallo G5 con attacco alla donna col cavallo e attacco di scoperta di scacco con la torre. L'unica per cercare di tenere in vita ancora un po' la donna è andare in E2, ma alla prossima perdi la donna e non è affatto male. Perciò su questa cattura bisogna giocare G per F3. Ti ricordo che Kasparov aveva 14 anni. Adesso però si sono indebolite tutte queste case, quindi donna H4 per sfruttare tutte queste case deboli. Abbiamo detto che il re praticamente è totalmente bloccato, qui il bianco gioca torre F2. Perché non semplicemente re in E2? Semplicemente c'era lo scacco matto con cavallo in F4. Il re non può andare da nessuna parte.
Dunque la risposta giusta è torre F2. Adesso attenzione che c'è ancora ovviamente lo scacco di scoperta, ma con cattura di un pedoncino centrale, scacco di scoperta con la torre, alfiere in E2 per cercare di proteggere il re. Perché ancora una volta il re non poteva scappare? Perché c'era donna F4, re di 3, torre in E3 scacco, la posizione del bianco si fa veramente incredibile, re in D2, torre C8 e qui il nero ovviamente ha non solo un'iniziativa ma ha un matto in 3, 4, 5 mosse. Quindi il bianco decide di pararsi con alfiere 2. Su alfiere 2 c'è ancora una volta bam, cavallo F3, scacco, doppia inchiodatura, non si può né catturare con l'alfiere perché c'è la torre, né catturare con la torre perché c'è la donna. Quindi questi due pezzi del bianco sono totalmente paralizzati. Re in F1, donna H3 scacco, di nuovo il bianco si difende con una torre che è ancora una volta immobilizzata poiché inchiodata. Cavallo in H4 per aumentare la pressione su questa torre, raddoppio di torri per cercare di, se mi catturi la torre, almeno ti cambio con l'altra torre. Torre in A va in D8, adesso minacciamo anche la donna avversaria che si deve spostare, va in E1 per cercare di andare a dare una mano un pochettino all'attacco. Torre in D3 per fermare la donna che può andare a un attacco, ma soprattutto con l'idea mortale di andare sulla casa F3. E qui segue donna F2 per controllare questa casa. Supponiamo una mossa qualsiasi del bianco tipo A3. Ora, cosa succede su torre F3? Succede che praticamente la torre non può interporsi poiché è inchiodata, non si può muovere. Se catturiamo di alfiere, perdiamo la donna. E ovviamente se mettiamo davanti la donna, perdiamo subito. Dunque donna F2 è la mossa giocata dal bianco. Attenzione a questa splendida altra mossa, cavallo F3, immobilizzando, cioè è come se ci sia un'anaconda che sta stritolando pian piano il proprio avversario e il bianco non può fare nulla, c'ha questo doppio attacco che potenzialmente potrebbe essere pericoloso, ma finché questa torre è inchiodata non può fare nulla. La donna è bloccata, questo alfiere è bloccato, il cavallo per ora è fuori gioco, incredibile doti d'attacco che è sempre stato il punto di forza di Kasparov. Andiamo avanti, torre H1 è la mossa che gioca il bianco e ora la torre in D va in E3, torre in H va in G1, Kasparov decide di perdere tempo. Ti ricordo che gli scacchi sono un gioco molto psicologico, dunque è chiaro che qui il bianco non può fare nulla, sta perdendo un po' tempo. E Kasparov cosa fa? Perdo tempo anch'io, metto anche il re al sicuro, super super profilassi, perché tanto tu non puoi fare nulla, infatti temporeggia. E su B5 qui il bianco abbandonò. Poteva catturare questo pedone? Che cosa succedeva se sulla cattura di questo pedone? Semplicemente c'era questa, poiché il cavallo non protegge più questo alfiere. E se si catturava di alfiere, semplicemente c'era questa, che era veramente fortissima. Dunque, come poteva continuare la partita? Poteva continuare con A3, la torre in ottava che va in quinta traversa, poteva continuare così, sempre cercando di creare una sorta di attacco. E adesso sacrificio di torre su cavallo, pedone per C3, cavallo cattura 2, scacco, la torre sempre inchiodata, non può fare un tubo. Donna C3, scacco, re in D1, torre D5, scacco, alfiere D3, cercare una difesa. Torre per alfiere e donna D2. Ovviamente re in E2 non funziona perché c'è subito il matto. Quindi su questa mossa donna E2. Adesso non ti catturo subito la donna, guardate la perfidia che ci poteva essere. Cavallo in F3 con attacco doppio, la donna non può catturare la nostra donna poiché ti ricordo che è inchiodata. Donna per torre, donna scacco, re in C1, cavallo per torre e ci ritroviamo in un finale di questo tipo non solo
ma scacco, attacco doppio, bam. Che partita, ragazzi! Per fortuna il bianco ha abbandonato prima, quando ha visto questa situazione qui, ha visto che le cose... D'altronde veramente qui il bianco non poteva fare nulla. Mosse, partita incredibile, piena zeppa di tattica, di strategia, grande giocatore d'attacco Kasparov, sin da giovane, e poi chiaramente ha mantenuto questo suo stile di gioco per tutta la sua professione scacchistica. E ora per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!